Dopo le proteste di residenti e commercianti si intensificano gli interventi antidegrado della polizia locale in via Carducci, da anni uno dei luoghi preferiti da tossici e sbandati per passare le giornate e anche le notti. Al punto che i costruttori edili li additano come responsabili dell'alto tasso di appartamenti invenduti nella zona. Una tesi contestata dall'assessore veneziano alla sicurezza Giorgio Deste. Io credo che la denuncia del calo dei prezzi immobiliari, insomma, sia da attribuirsi certamente a un'economia che riguarda il nostro Paese. Pertanto mi pare soprattutto un po' più una giustificazione. Gli interventi degli ultimi giorni, sostiene Deste, hanno comunque allontanato le situazioni di maggior disagio per i residenti. Abbiamo dato una forte stretta in termini di presenza e di vigilanza proprio per allontanare, diciamo, quella che si stava intensificando come presenza di vagabondi, clochard, consumatori di stupefacenti soprattutto. Ecco, su questo abbiamo messo in campo un servizio sia nel mattino, nel pomeriggio, nella sera, proprio per allontanare tutti questi soggetti, anche utilizzando quelli che sono i servizi sociali. Via Carducci non è la nuova via Piave, spiega l'assessore. Qui non assistiamo a episodi di criminalità ma a situazioni di degrado che derivano dal disagio sociale. Anche se a volte non è facile, è nostro dovere provare ad aiutare queste persone, oltre ad allontanarle quando necessario. Spesso ci ritroviamo davanti a soggetti e persone che non intendono essere aiutate, quindi questo va detto. Ci sono persone che non intendono essere aiutate, però insomma anche fosse solo per un rispetto umano, il nostro dovere e la nostra responsabilità è quella di cercare di provvedere.